una visita speciale, quella della UIL all'interno del carcere Petrusa di Agrigento. Quali sono oggi le condizioni? Abbiamo trovato, dopo tanti anni che non venivamo, una condizione migliorata. Sicuramente la presenza di un direttore e la presenza di un comandante che si occupa anche del nucleo operativo traduzione consente questa sinergia e questa risoluzione dei problemi. Ovviamente il problema del sovraffollamento è comune in tutta la Sicilia e in tutta Italia, e soprattutto la presenza di detenuti extracomunitari e con malattie mentali crea un grande disagio operativo al personale di polizia penitenziaria. Abbiamo fotografato tutte le postazioni, faremo una relazione dettagliata al Ministro e cercheremo di portare i risultati al personale e agli utenti che comunque hanno bisogno anche di miglioria rispetto alla struttura. Cosa è emerso da questo tour? È emerso che forse tanti anni di inerzia da parte della politica, lo scotto che stiamo pagando di questi ritardi dell'attenzione delle carceri poi alla fine si ripercuotono sul personale. Speriamo che dopo gli slogan di questo governo che dicono di avere attenzione verso le carceri possiamo vedere un po' di luce. Noi attualmente stiamo vedendo solo slogan, però ripeto, la presenza di un comandante unico che si occupa sia del nucleo sia del reparto e un direttore H24 sta portando a un miglioramento sicuramente nella gestione dei detenuti, anche se le difficoltà comunque persistono e comunque sono difficili da risolvere da parte di questa amministrazione locale, ma c'è bisogno di sinergia tra provveditorato e dipartimento. Qual è lo stato di salute degli altri carceri? Guarda, io ho girato quasi tutti gli istituti, la manutenzione è ferma da un decennio, quindi la decadenza delle strutture non consente anche una detenzione dignitosa, ma soprattutto i posti di servizio dove operano i poliziotti sono diventati proprio ingestibili e soprattutto situazioni proprio di mancanza di salubrità dei posti di lavoro, cosa che dovrebbe essere al primo posto nell'agenda dei datori di lavoro, ma senza soldi ristrutturazioni non si possono fare. Si parla anche tanto di suicidio all'interno delle carceri. Sì, noi questo come Will Polizia Penitenziaria lo imputiamo anche alla carenza d'organico, perché